Parità di rassegna. Conduce Laura Ravetto. Buongiorno, a voi la linea. Grazie cara Castellana Sveva, amiche e amici miei, ma non dell'avventura. Buon pomeriggio, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa è l'altra metà della radio. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata di lunedì 7 di aprile dell'anno del Signore 2025, che iniziamo immediatamente dando il benvenuto alla padrona di casa, la Castellana capitana, che non ha un fisso dal 1982, Laura Ravetto. Sì, non ho un fisso dal 1982 e il fisso qua della Camera, degli uffici, non lo usa più nessuno, ma il mio cellulare funziona, quindi non so cos'è, una critica ai cellulari? Siamo al controdazio americano? No, io non mi permetterei mai, lo sai. Ecco, perché noi siamo contrari ai controdazi, quindi voglio dire, gli iPhone, anche perché tu sai che se noi reagissimo con i controdazi, un iPhone costerebbe 2.000 euro all'utente italiano, lo sai? Sarebbero dazi amarissimi per tutti quanti. Esatto. Allora, buon pomeriggio e ben trovata intanto. Grazie, siamo reduci dal congresso, come puoi sentire sono abbastanza senza voce, è stato molto partecipato, sono stati 2 giorni intensi ed è stato anche molto bello. Immagino. Intanto ricordiamo un attimo ai nostri ascoltatori che il telefono è aperto allo 0292947222, che se volete potete mandare le vostre zap o WhatsApp che dir vogliansi al 340-670-9659. Allora, questa 2 giorni alla Fortezza d'Abbasso di Firenze, Laura, io insomma ho visto che è stato un grande momento di unione, un grande momento anche, come posso dire, di spirito di gruppo. Mi pare che si sia abbastanza sentita questa appartenenza, o no? Sì, come ha detto Matteo Salvini, si è visto plasticamente che la Lega è una comunità. Si è visto plasticamente sia nel fatto che eravamo tantissimi, c'erano 2.000 persone, sia in come queste 2.000 persone si sono comportate. E non mi riferisco solo alla candidatura unitaria di Matteo Salvini, che poi era una candidatura unitaria non perché fosse una candidatura unica, ma perché tutti non hanno avuto dubbio nel riconoscere Salvini come leader. E questo diciamo con buona pace di tutti quei retroscenisti, quei giornalisti che hanno sprecato, perché poi è sprecare diciamo così lo spazio sui giornali degli ultimi anni per vaneggiare di malumori in Lega, di ipotetici candidati alternativi. Tutto questo non c'era sui giornali, non c'era nella realtà. Abbiamo visto tutti i presidenti di regione schierati in supporto di Matteo Salvini, tutti i parlamentari, tutti i membri di governo, ma soprattutto tutti i militanti. Cioè, è stato consentito a chiunque di parlare, cioè si è parlato fino alle 2 del mattino, penso di essere l'unica che non si è iscritta a parlare perché a un certo punto mi sembrava quasi un esercizio narcisistico, lasciamelo dire, no? Però è anche bello perché si consente, io credo che vada letta così, no, la cosa, consente di parlare non tanto ai deputati, ai parlamentari europei che già parlano anche fin troppo, no? Perché noi parliamo tanto anche in TV, ma è un'occasione per far parlare i militanti, quelli che certe volte non sono ascoltati, e se tu sentivi gli interventi dei militanti erano tutti assolutamente, dei militanti delegati ovviamente, erano tutti assolutamente costruttivi e non c'è stato un intervento critico. Questo a riprova che sia una comunità che va nella stessa direzione. E questa è una cosa molto importante anche in merito alle sfide che attendono nel prosieguo della navigazione del governo. Matteo Salvini ha anche chiesto di tornare al Viminale, insomma, secondo te è una cosa possibile? Può accadere? Ma veramente non l'ha chiesto lui, perché l'hanno chiesto il capogruppo, diciamo in maniera ufficiale, ma lo chiediamo diciamo un po' tutti, soprattutto la base da tempo, perché è indubbio che Matteo Piantedosi non è assolutamente oggetto di critiche, però è abbastanza indubbio che quello era il posto destinato in maniera naturale a Matteo Salvini, no? E che è stato così impedito dai magistrati, perché è stato indagato per l'esercizio delle sue funzioni
nel momento in cui la stessa magistratura ha dovuto riconoscere che quell'esercizio di funzioni era non solo efficace, perché aveva naturalmente difeso i confini e aveva ridotto drasticamente gli sbarchi, ma era anche totalmente legittimo e in linea con la nostra legislazione, secondo me dovrebbe venire naturale rimettere in quel posto la persona che ha esercitato al meglio quel ruolo, ma non perché gli altri non siano bravi, ma perché lui ha dimostrato di essere stato il più efficace e dovendoci andare in modo naturale ed essendo impedito dalla magistratura, secondo me sarebbe interesse dello stesso governo riavere Matteo Salvini lì. Purtroppo mi assumo la libertà di quello che sto dicendo e la responsabilità. Io temo che ci siano alcuni, anche guarda tra gli alleati, che sanno benissimo che se Matteo Salvini andasse lì, la Lega d'improvviso va dall'8 al 18 e questa cosa a qualcuno, anche tra gli alleati, non va bene. Mi pare abbastanza chiaro il tuo ragionamento, anzi mi pare abbastanza evidente. Senti Laura, ma comunque tu torni da Poi, Firenze... non dall'8 ma dal 9 perché siamo il partito che è cresciuto di più nelle ultime settimane, quindi diciamo dal 9 va al 19. Cioè se tu facessi la nomina di Matteo Salvini al Ministero degli Interni, oltre ad avere il bene degli italiani per la difesa dei confini, avresti anche il bene del partito per una crescita immediata di 10 punti. Ho il timore che su alcuni amici di Ventura, degli alleati, prevalga, no? Sai quelli che hanno risposto deve prevalere l'interesse del paese, ma mi sembra che proprio voi non lo facciate prevalere, perché se prevalesse l'interesse del paese rimetteresti Matteo Salvini. Non fa una piega. Laura, senti, ma comunque tu torni da Firenze con che sensazione? Beh, io con le sensazioni che ho sempre avuto, perché io non ho mai messo in dubbio questa comunità, io sono stata accolta da questa comunità e quando ci sono entrata ne ho subito riconosciuto l'unità e poi certo, guarda, io ormai no, sono un po' di campagne elettorali che sono in Lega perché ormai sembra ieri, ma in realtà sono quasi 5 anni, no, adesso. Sì. E non è che non ho visto, diciamo, prima delle elezioni dei delegati, le trattative, le chiamate, le cose, cioè tutte quelle cose che poi rendono viva la politica, quindi che ci siano le competizioni va benissimo. Il tema è che poi la Lega è una comunità che non solo sul leader, ma anche sulle emozioni, sulle visioni, sugli orientamenti è unita e compatta. Quindi questa è la sensazione con cui sono venuta via, ha rafforzato quello che io già vivevo da militante della Lega. Molto bene, molto bene. Allora, cara Laura, fatta questa... Mi faccio una chiosa. Vorrei Sì. venisse apprezzato che non ho ceduto alla tentazione di fare una mozione totalmente femminile in cui chiedevo metà dei posti di responsabilità per le donne. Vorrei che fosse apprezzato il fatto che, rispondendo alla regola leghista per cui la meritocrazia è quello che vale, io non ho fatto mozioni quotiste o iper, diciamo, di rivendicazione femminile. Però, ecco, il Dipartimento c'era. Ok, e questa è la cosa più importante, soprattutto la presenza, far sentire che ci si è e soprattutto che le idee non mancano, le idee in ballo non sono poche, anzi. E quelle noi le realizziamo sui territori, le realizziamo con le mie proposte di legge, le realizziamo quotidianamente con tutte le ragazze che sono sul territorio. Non abbiamo bisogno di fare mozioni, sappiamo esattamente cosa dobbiamo fare e lo stiamo facendo. Decisamente, decisamente mia cara. Senti, allora, chiuso questo excursus politico sugli avvenimenti più recenti, io a questo punto sono costretto a passare alla parte della rassegna stampa al femminile e ti dico la verità, oggi mi pesa. Mi pesa perché purtroppo qui dobbiamo parlare della morte di due ragazze che avevano entrambe 22 anni, che si aprivano alla vita e che sono morte, e questo fa ancora più rabbia, sono morte per la cattiveria, e badate bene, cattiveria è parola da bambini, quindi è ancora più innocente e quindi ancora più pesante da usare, per la cattiveria e l'idiozia di due uomini, e in un caso, anzi in entrambi i casi, ci sono due madri, una è indagata, l'altra no,
però diciamo così i fatti che vi stiamo per raccontare fanno molto riflettere. Allora, il primo caso lo conosciamo, ormai è diventata figlia di tutti noi, Sara Campanella, questa ragazza di Misilmeri. Misilmeri è un paese che si trova alle spalle di Palermo, che però studiava a Messina. Studiava a Messina, ha incontrato questo ragazzo più grande di lei, che era di Noto, e questo gentile signore ha cominciato negli ultimi 2 anni ad asfissiarla perché voleva provarci, voleva uscire con lei, voleva questo, voleva quello. Lei, che peraltro era fidanzata per i fatti suoi, più volte gli ha detto guarda, lascia stare, non è il caso, eccetera, eccetera. Addirittura questo tizio ha meritato, il signor argentino, fa di cognome questo signore, ha meritato il soprannome di Il Malato. Il Malato la settimana scorsa ha aspettato Sara Campanella a Messina, fuori dall'università. C'è stato un ultimo diverbio. In quest'ultimo diverbio questo signore, si fa per dire, le ha mollato 5 coltellate. 5 coltellate, dopodiché ha telefonato a sua madre dicendo che si voleva ammazzare. La madre è partita da Noto, ha fatto i 250 chilometri più o meno che ci sono, no, sono sì, 220 chilometri che ci sono tra Noto e Messina per andare a prendere suo figlio. Se l'è portato nel bed and breakfast di famiglia, dove però poi sono arrivati i carabinieri e lo hanno preso. Questo pomeriggio, anzi questa mattina, c'è stato il funerale di Sara Campanella, e in particolare vorrei leggervi una cosa che è stata mandata, un ricordo che è stato mandato dalla preside dell'Istituto Comprensivo Guastella Landolina di Misilmeri, dove ha studiato Sara Campanella prima di andare all'università. E allora la professoressa Rita Latona, appunto la preside di questo istituto, ha scritto, sono qui su orizontescola.it, era un'adolescente sana, solare e pronta a impegnarsi. E ancora, la scuola in cui insegna la madre di Sara, Cetti Zaccaria, che è docente di sostegno, si è stretta attorno alla famiglia in un momento di dolore e indignazione. La nostra presenza oggi testimonia un impegno che deve rafforzarsi a tutti i livelli per fermare questa violenza, ha dichiarato la preside, lanciando un appello alla comunità educante, alle istituzioni, alle famiglie, per una mobilitazione concreta. Cetti tornerà presto in classe, decisa a trasformare il ricordo della figlia in un messaggio di prevenzione. Lucia Scolaro, preside ed ex assessore poi del comune di Milazzo, ha condiviso su Facebook una lettera toccante dopo aver incontrato Cetti Zaccaria. L'incontro ha messo in luce la dignità con cui la famiglia sta affrontando la tragedia. Scolaro ha descritto la sofferenza dei genitori e del fratello Claudio, mentre Cetti mostrava le foto di Sara ricordandone gentilezza ed eccezionalità. Preside, aiutami a entrare in tutte le scuole, da oggi vivrò solo per questo, ha chiesto la docente, trasformando il suo dolore in un appello urgente per l'educazione contro la violenza di genere. La preside Scolaro ha scritto anche al ministro Giuseppe Valditara, chiedendo una campagna culturale nazionale per affrontare le radici del femminicidio. Non possiamo limitarci a punire, serve un cambiamento radicale, ha sottolineato, evidenziando come la mancanza di educazione alimenti uomini incapaci di gestire il rifiuto. L'obiettivo è trasformare il lutto in azione, collaborando con Cetti per portare il messaggio di Sara in ogni scuola. Se l'educazione salva, è da lì che dobbiamo ripartire, conclude la lettera, dedicata a Sara e a tutte le vittime di violenza. Ora, Laura, io ho letto questa lettera proprio perché queste parole finali credo facciano parte del tuo impegno a cuore aperto da anni. Se l'educazione salva, è da lì che dobbiamo ripartire, o no? Ma sì, ma infatti io non so altro che dire che approvate la mia legge, non so cos'altro dire adesso. È lì ferma in commissione, adesso parlerò anche al capogruppo stesso della Lega, perché comunque c'è una responsabilità, penso, anche della maggioranza. Questa legge va approvata, a me non importa che la chiamino con un altro nome, se quello che mi dà fastidio è che la prima firma sia mia e non vogliono che diventi ancora più popolare, passami la battuta, la chiamino come vogliono, la facciano fare al ministro, facciano quello che vogliono purché la facciano. Poi detto questo, a me non sfugge la tua osservazione sulle madri.
E a tal proposito ti voglio dire una cosa, io sotto la prima notizia dell'uccisione di questa povera e bravissima studentessa uccisa per strada perché appunto lei si amava troppo per non mettersi con chiunque, cosa che penso sia proprio un messaggio corretto, la giusta rivendicazione di una ragazza. Un giornale ha fatto un post della notizia in cui, virgolettate, riportava le parole, non ricordo se addirittura di un magistrato o comunque di un membro delle forze dell'ordine, ma comunque a chiunque siano attribuite, per me gravissime, non si era accorta della pericolosità del suo aggressore. Anche io mi sono limitata a scrivere sotto, scusate, lei doveva accorgersi della pericolosità di questo criminale? Magari se ne dovevano accorgere prima di tutto i suoi genitori, no? Intesi i genitori del criminale. Tu non hai idea dei commenti che ho ricevuto. E ho detto questa è vittimizzazione secondaria, perché poi quello che succede nel nostro bel paese è che le donne vengono uccise e poi la stessa stampa, nel descrivere queste uccisioni, spesso fa vittimizzazione secondaria, quasi che la vittima dell'uccisione abbia delle responsabilità. È lei che doveva accorgersi, ma accorgersi di cosa? È lei che doveva denunciare. Sì, vabbè, ma sai, spesso denunciano, poi purtroppo abbiamo visto che nonostante i cambiamenti legislativi che abbiamo fatto noi, non sempre si riesce a mettere in carcere questi tizi, perché poi vengono ritenuti non pericolosi socialmente, bla bla bla. Allora, è un sacco di commenti, è sempre colpa dei genitori, cosa c'entra la famiglia? No, guardate, io sono una che difende sempre la famiglia, ma qua c'entra la famiglia. Perché una madre, che poi è anche un padre, non va subito a denunciare alla polizia il figlio che si è macchiato di un omicidio e lo porta in un B&B, è un problema, ok? Una madre, poi sono tutte cose che devono essere verificate, che come un padre, cose che devono essere verificate, perché qua sono solo ipotesi, soprattutto la seconda più delicata, che eventualmente si renda correa di una cosa di questo tipo, cercando di occultare le prove, è un gravissimo problema. Per questo insisto, pur essendo una che difende sempre la famiglia per l'insegnamento a scuola, perché in alcuni contesti la famiglia o non ci arriva o non ci vuole arrivare. Cioè, questi ragazzi dovrebbero essere individuati come pericolosi già da prima dai loro stessi genitori. Cioè, se io avessi un figlio maschio e mi accorgessi che non dà tregua a una ragazza che lo respinge, mi interesso sinceramente alla psicologia di questo maschio. Ma attenzione, mi interesserò anche alla psicologia di mia figlia, perché poi abbiamo visto anche recente un caso, l'hai visto, di condanna per stalker di una ragazza nei confronti di una ragazza. Sono meno diffusi, però non è che non ci siano. Devo dire, certo. Io come genitore per primo, poi mi si dirà, ma non sempre i genitori se ne... Va bene, però allora un po' più di attenzione ce la vogliamo mettere? Naturalmente c'è una responsabilità politica che secondo me nasce dall'approccio culturale nelle scuole, e questo abbiamo il ministro dell'istruzione, e questo secondo me Valditara lo deve fare. Valditara prenda la mia legge e la renda legge, non è che mi nascondo dietro questo, più di così cosa devo fare? Più che aver fatto una proposta di legge non posso fare. Sai, è che non c'è solo questo, c'è anche un'altra domanda. Dopo tutto questo, che giustizia ci può essere per una cosa così? Perché lo zio, appunto, di Sara o il cugino ha detto, parlando con il TG1, vede signora, suo figlio, lei continuerà a vederlo perché andrete ai colloqui in carcere, eccetera, eccetera. Poi magari, aggiungo io, tra qualche anno sarà fuori per buona condotta, sarà rieducata e così via. E invece Sara continuerà a essere morta. Sì, certo, poi non è che Mi dispiace, so che qualcuno dirà che sono giustizialista, ma chi se ne frega? Non si può morire a 22 anni in questo modo. No, sì, poi detto questo non è che ammazzando un altro, ancorché un criminale, risolveremo qualcosa, per carità, no. Però voglio dire, al netto della giustizia, il tema è che la giustizia arriva, che sia giusta o meno giusta, a seconda di come uno lo vede, ma arriva sempre troppo tardi. Cioè il tema è che dobbiamo evitare le morti. A me non me ne frega niente della giustizia, io voglio che non ci siano quelle morti, quindi l'approccio deve essere preventivo. Cioè benissimo le sanzioni, i reati, femminicidio, ma l'approccio deve essere preventivo, lo vogliamo capire o no? Io non voglio più vedere ragazze morte.
E questa cosa la si fa solo con l'approccio culturale e di individuazione della pericolosità sociale da subito. Quindi viva Dio anche l'applicazione delle leggi da parte di certi magistrati, perché troppo spesso alle rinunce non viene dato seguito. Quindi bisogna assolutamente avere un'attenzione diversa dal punto di vista sociale da parte delle istituzioni, sia quelle giudicanti, sia quelle politiche, sia quelle culturali, che deve essere preventiva. Io cosa me ne faccio della giustizia dopo che la figlia me l'hanno ammazzata? Non me ne faccio niente. Appunto. 10 secondi di pausa e torniamo subito, Laura. Ok. Pesca dalla rete, le interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, con le freelance di Rete al Femminile, le voci fiere di una nuova prospettiva, ovvero segreti e consigli del lavoro autonomo declinato al femminile. Ogni mercoledì alle 15:30 su Radio Libertà, la tua radio. E rieccoci le 15, 30 minuti e 37 secondi. Antonino Danna e Laura Ravetto, l'altra metà della radio, la rassegna stampa al femminile di Radio Libertà. Laura, senti, adesso facciamo un balzo dalla Sicilia fino a Terni, passando per la Sapienza di Roma, perché adesso parliamo anche di un'altra ragazza, anche lei, 22 anni, morta in modo atroce. Stiamo parlando di Ilaria Sula, questa giovane studentessa uccisa pure lei con una serie di coltellate al collo, ma la cosa ancora più drammatica è che è stata fatta a pezzi, messa dentro una valigia e andata a buttare in un dirupo. Lascio a voi il commento davanti a una cosa del genere, però ora c'è un fatto nuovo. Il fatto nuovo lo pubblica Roma Today e scrive: i dubbi da chiarire su anche qui vedete c'è una madre di mezzo. I dubbi da chiarire su cosa sia successo prima e dopo la morte di Ilaria Sula, uccisa con una serie di coltellate al collo, restano. La versione di Mark Samson, che è l'ex fidanzato di questa ragazza, non convince la Procura di Roma e gli investigatori della squadra mobile coordinati dal dottor Giuseppe Pititto. Oggi dunque potrebbe esserci una nuova svolta. NM, la madre del 23enne ragazzo di origine filippina, sarà di nuovo ascoltata in questura e rischia un'accusa di occultamento di cadavere. La donna, che al momento in cui scriviamo non è indagata, convocata insieme ai suoi avvocati, al termine dell'audizione sarà formalmente iscritta sul registro degli indagati dai PM di Piazzale Clodio. A confermarlo, ecco, quindi rettifico quello che ho detto all'inizio. Al momento non è indagata, sarà iscritta formalmente al termine dell'audizione sul registro degli indagati dai PM di Piazzale Clodio. A confermarlo è l'avvocato Alessandro Pillito, che segue già Mark Samson. L'atto sarà a garanzia della donna, che dovrà fornire elementi di chiarezza e dettagli tralasciati in precedenza, e permetterà agli inquirenti anche di eseguire una serie di analisi scientifiche e tecniche. La posizione della donna, che secondo quanto appreso da fonti investigative non avrebbe visto di buon occhio la relazione tra il figlio e Ilaria, è tuttora al vaglio degli inquirenti. Mark Samson, nel corso dell'interrogatorio davanti al GIP, ha sostenuto di aver fatto tutto da solo, ma a domande specifiche sul ruolo dei genitori si è avvalso della facoltà di non rispondere. Secondo chi sta indagando, la mamma potrebbe aver aiutato il figlio a ripulire la stanza dopo l'omicidio di Ilaria. Riscontri sulla presenza in casa dei genitori al momento del delitto sono attesi anche dalle verifiche disposte dai PM della Procura di Roma sulle celle telefoniche. Anche la posizione di RS, il padre del 23enne, resta al vaglio. Non indagato, al momento, prima ha sostenuto di essere presente in casa e poi di essere uscito fino al giorno successivo. Spazi da colmare da un punto di vista della ricostruzione temporale, che restano anche nella confessione del figlio, che avrebbe agito dopo aver scoperto alcuni messaggi che Ilaria avrebbe ricevuto da un altro ragazzo. Ora, anche qua, no? Tra l'altro sono le 15:33 e sono in corso a Terni i funerali di Ilaria Sula. Anche qui c'è una madre di mezzo, insomma, non è indagata per il momento, però anche lei evidentemente... Una madre
parliamo di famiglia, cioè anche qui adesso non è Sì. che dire, perché sennò qua siamo al punto che le donne vengono uccise ed è colpa o delle donne che vengono uccise che non si sono accorte della pericolosità o delle madri dei criminali. Sì, madri, padri, cioè adesso è tutto in forze, però come dicevo prima sono tutti indagati, se fosse sarebbe scandaloso, poi se fossero tutti e due stati in casa, voglio dire, qua c'è un problema di famiglia. Cioè qua c'è un problema di madri e padri che nella migliore delle ipotesi non si accorgono che hanno un criminale potenziale in casa e nella peggiore delle ipotesi coprono questo criminale, chi nascondendolo e chi occultando le prove. Ripeto, non è detto che siano questi casi, non ci sono, saranno nel registro degli indagati, speriamo che non sia così e sappiano difendersi, ma se fosse così c'è un problema di educazione familiare, cioè, e dobbiamo iniziare a dirlo. Come dicevo prima, cioè benissimo, noi siamo quelli che difendiamo la famiglia, ma non è che non ne vediamo i difetti e non è che vediamo quando c'è un limite all'interno che deve essere superato e lo superi esclusivamente con un'educazione trovata altrove, che in questo caso deve essere fatta nelle scuole. E questa è un'educazione al rispetto della donna, come vuole la mia PDL, e anche un'educazione a non possedere l'altro ed a accettare l'abbandono da parte dell'altro, che poi è accettare i no. Cioè io lo vedo, io mi faccio, guarda, quando parlo di queste cose non è che salgo sul piedistallo e parlo a tutti gli altri genitori, parlo a me, perché tu non sai la fatica che faccio con una bambina di 7 anni nel farle accettare il no. Cioè non è facile far accettare il no a dei bambini, cioè anche io capisco che comporta uno sforzo, cioè loro sono furbi, no? Clarissa, quando io le dico no, lei inizia a dire che io sono cattiva, che il padre è più bravo, che lei vuole andare dal papà, non è facilissimo. Questi sono stati, no? Anche quando sono piccoli. Sì. Invece bisogna insegnargli la cultura del no. No, questo non lo puoi fare. No, questo non lo puoi avere. No, questo non lo puoi possedere. Cioè, mi sembra, poi adesso non voglio fare la vecchia che dice noi vecchie generazioni eravamo educati, io non lo so, magari è stato difficile anche a me, da parte di mia madre e mio padre, insegnarmi la cultura del no, qui non puoi. Ma mi è stata insegnata. E dobbiamo ricominciare a insegnarla, è la cultura del rispetto e non possesso, che in particolar modo va insegnata ai bambini maschi. Guarda, leggevo questa cosa incredibile, non è che voglia cambiare discorso, però No, in effetti è collegata. Ha una app di incontri, ha appena lanciato sul mercato un aggeggio che non ho capito, si chiama Eternal Ring, comunque che si chiama The Ring, l'anello, che a me ricorda più il film dell'orrore, adesso che ti racconterò che cos'è, che praticamente è un anello che viene dato ai due partner e che si illumina a seconda delle sensazioni che questo partner ha quando tu non sei con lui. Cioè, ad esempio, se il partner ha un livello di erotismo molto alto, un battito cardiaco troppo alto, che potrebbe far pensare a un tradimento, l'anello ti avverte. Cioè, ma stiamo scherzando? Cioè, io mi sforzo come deputata tutti i giorni di insegnare la cultura del non possesso e poi c'è una multinazionale che sta proponendo un'app, che sta proponendo un anello che potenzialmente domani, perché io spero che mia figlia sia una che ha uno che propone una cosa così e la tira dietro, due fidanzatini si mettono per controllarsi le reciproche emozioni. Ma stiamo scherzando? Cioè, io penso che veramente qua si sia tutti impazziti. Cioè, ma la cultura del rispetto significa che io non ti posseggo e non posseggo le tue emozioni. E che quando tu sei lontano da me, tu sei lontano da me, punto. E quel che decidi sarà tua responsabilità e io mi comporterò di conseguenza, magari tirandoti un calcio nel sedere, ma non è che cercherò di influenzare questa tua libertà. Perché poi è da lì che nasce, no, il concetto del femminicidio, che ricordiamolo non è ammazzare una donna invece di ammazzare un uomo, ma è ammazzare una donna poiché si rifiuta che questa donna voglia continuare ad avere una relazione con te. Ti rendi conto che adesso invece fanno un aggeggino per il controllo reciproco delle emozioni? Cioè diventa anche difficile per lo stesso legislatore o per chi fa il nostro lavoro, Antonino, per i comunicatori, per i giornalisti, parlare della cultura del non possesso quando poi si propongono queste cose alle coppie. Sei d'accordo? Decisamente, ma aggiungerei però anche un'altra cosa. Primo, come puoi accettare una cosa del genere? Secondo, tu ti presenti a casa con l'anellino illuminato e tuo padre e tua madre non ti dicono che minchia stai facendo, perché questa sarebbe la mia reazione davanti a una cosa del genere.
Cioè, allora, dopo Bravo. sta roba c'è il burqa e possibilmente la famosa cintura di castità. Bravo, Quindi, bravo. No, mi ha divertito, perché poi l'ironia deve sempre vincere, il commento ironico di un utente a questa notizia che è uscita oggi, che ha detto, bella, bellissima idea, ne voglio 3. Ecco, questo mi ha fatto sorridere, no? Perché almeno se la prende per sorridere. Poi anche lì potremmo inquietarci, perché invece potremmo pensare ad un approccio poligamico, per cui addirittura saremo al burka e alla poligamia. Ne prendo 3 per le mie 2 mogli. Però ecco, era chiaramente un commento scherzoso, come dire, ma siamo certo. pazzi, ma siamo impazziti. Siamo impazziti, dai. Sì, ma poi voglio dire, immaginate il cervello di uno che propone una cosa del genere alla fidanzatina e dell'altra che lo accetta. Cioè, immaginate che l'apertura di cervello di questi due, non tanto di lui e di lei, perché veramente... Esatto, bravo. Infatti l'educazione deve essere da entrambe le parti, dico sempre, educare i figli maschi al rispetto delle donne, alla non possessività delle donne, educare le femmine a dire no, alla scelta personale, come però questa povera Sara evidentemente era stata ben educata e ha pagato il prezzo, perché di là non c'era un ragazzo educato come lei, purtroppo. No, però ti voglio no. anche dire che tu devi pensare anche alla testa di un imprenditore che ha inventato questa cosa. Sì, questo appunto. è un imprenditore che purtroppo sa che c'è terreno fertile per questa cosa qui. Come no? Quindi evidentemente questa cultura del non rispetto è più che diffusa, perché se c'è un imprenditore che fa leva su questo per fare i soldi, perché sa che molti vorranno questi anelli, è perché c'è un problema diffuso. Ma sai qual è il fatto? Negli anni 70 dei 25-30 anni di allora si diceva, li chiamavano la Me Generation, cioè era una generazione che pensava solo a se stessa, ai propri bisogni, al proprio egoismo. Oggi, negli anni 2020, qui c'è una generazione che pensa a se stessa, al proprio egoismo e peraltro senza alcun termine di paragone, perché non ha alcuna remora, cioè se è mio fino al diritto di proprietà totale. Ma ora, un conto è che tu sul manuale di diritto privato leggi che secondo la scuola tedesca del diritto, la pandettistica, la proprietà arriva addirittura al diritto di distruggere la cosa di cui tu sei proprietario. E posso capirlo, se io ho la macchina, la mando allo sfascio e ho il diritto di distruggerla e di rottamarla, ma tu non puoi rottamare le persone. Tu poi non puoi possedere le persone, non c'è un diritto Tra di proprietà l'altro, sulle non c'è persone, un non diritto di esiste, proprietà non né di esiste. possesso sulle persone. Sì, E poi questo è il punto. naturalmente non è che vogliamo generalizzare, perché sennò dovremmo pensare che tutti i ragazzi e le ragazze che conosciamo sono così, e invece io e te conosciamo ragazzi e ragazze innumerevoli che non sono così, però obiettivamente negare un problema sociale non puoi negarlo, come non puoi negare quello che ha detto Nordio e che è stato aggredito, e cioè che a questo, cioè, che noi diciamo sempre in radio, che a questo, che è un nostro problema tutto locale, noi ci aggiungiamo un bel problema di importazione, scusa la schiettezza anche un po', cioè noi accogliamo delle etnie che hanno già in nuce il senso del possesso per la donna, cioè non hanno neanche un tema di è sbagliato pensare che la donna sia possedibile, no, lo ritengono proprio dall'inizio che sia possedibile. Cioè, tu capisci che continuando così rischiamo una situazione per le donne che da una parte non possono più sentirsi sicure quando vanno per strada perché sennò vengono aggredite, e dall'altra non possono sentirsi sicure neanche con i partner in famiglia, cioè non possiamo arrivare a questo. No, assolutamente no. Tra parentesi, realtà nelle quali la religione, che è anche diritto, stabilisce che la donna non abbia alcun diritto e non possa vantare alcun diritto nei confronti del marito, che è una cosa che, se voi ci pensate, è la completa aberrazione, è una cosa che non si può assolutamente accettare in una società laica, libera, figlia di tutti i diritti che sono stati conquistati a prezzo di enormi sacrifici. Comunque Quindi, adesso forse è l'unica cosa che posso fare, una raccolta firme. A questo punto faccio una raccolta firme, approvate la legge Ravetto. La lanciamo in radio e basta. Adesso questa settimana cercherò di capire come devo fare. Cioè, io capisco le resistenze, no, perché la sinistra poi ci vuole mettere dentro l'educazione sessuale. E vabbè, alla sinistra si dice no.
cioè abbiamo i numeri di maggioranza e si approva così com'è. Cioè, per me non è, ormai sono 2 anni e mezzo di legislatura, secondo me la mia legge deve essere approvata, punto. Troverò adesso il modo, andrò a sbattere i pugni, non so, farò qualcosa, però deve essere approvata. Valditara, seguendo un po' questa idea, aveva fatto i progetti pilota a scuole superiori, ma adesso deve diventare proprio una cosa regolare, organica, quindi andrò anche di nuovo a parlare col ministro, ma secondo me è una cosa che deve essere fatta in maniera regolare. Poi comprendo che ci siano anche problemi di costi, perché dicono che ci vogliono professionalità specifiche, perché poi tu dici responsabilità, rispetto delle donne, ma poi chi la insegna? Perché è chiaro che il professore che insegna matematica ti dice ma io non ho la competenza per insegnare questa roba qua, cioè ho un'idea ma non ho la competenza, però insomma bisogna trovare una via. Capisco che non sia così facile come dirla in radio, ma bisogna trovare una via. Beh, questo è poco ma sicuro, questo è poco ma sicuro. La politica del resto è l'arte del possibile, quindi mi pare che sto parlando con una che di politica ne capisce, quindi direi che l'arte del possibile ancora una volta potrà trovare la soluzione se lo vorrà, tutto qui, se lo vorrà, che è la cosa più importante. Sì, se lo vorrà e se anche la scuola lo vorrà, perché poi lì l'altro scoglio è sempre l'autonomia scolastica, ma io penso che anche la scuola ormai chieda una cosa del genere. Lì c'è sempre il tema della strumentalizzazione della sinistra, che poi ti dice, iniziamo a parlare della fluidità, dei transgender, ma basta perimetrarla a quello, al rispetto, all'educazione neanche della donna, degli altri. E quindi sì, l'affettività, non la sessualità, l'affettività, spiegare ai ragazzi e alle ragazze cosa significa il rapporto affettivo, che non significa possedere qualcuno. Esattamente. Intanto, bella gente, il telefono è ancora aperto allo 0292947222 se volete essere dei nostri, oppure 340-670-9659 se avete sempre voglia di dire la vostra attraverso la zappa o il WhatsApp, che dir voglia, sì, mi raccomando, noi siamo qua tutte orecchie e attendiamo insomma le vostre parole, che è sempre importante, Vox Populi, Vox Dei. Non sempre, ma in questo caso di sicuro. Allora, tanto per avere la ciliegina sulla torta, io ho qui una notizia dell'ANSA battuta pochi minuti prima che noi andassimo in onda, perché è delle 14:59. Omicidio, suicidio nel napoletano. Sentite qua, un uomo dopo aver ucciso il nuovo compagno della sua ex mentre era in auto, si è suicidato in una zona dei Camaldoli, in una strada isolata distante pochi chilometri dal luogo dell'omicidio. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, apprende l'ANSA, alla base della vicenda potrebbero esserci motivi di contrasti personali legati a una terza persona. L'uomo, Andrea Izzo, di 44 anni, avrebbe infatti ucciso il nuovo compagno della sua ex, Mirko Gargiulo, di 55, e poi si è tolto la vita dopo essersi recati in una zona isolata. La vittima dell'omicidio aveva già denunciato in passato alle forze dell'ordine di aver subito minacce di morte da parte dell'assassino. In questi minuti gli investigatori stanno ascoltando i parenti della vittima, quindi avrebbe ucciso il nuovo compagno della sua ex. Incredibile, anche qua questo concetto di possesso. Però Laura, c'è una chiamata, la prendiamo? Certo. Pronto, chi è là? Buonasera Antonino, sono Luca da Colico, saluto Laura. Ciao. Ciao Io Luca. come al solito ho un punto di vista diverso rispetto a queste cose. Vai. E ve lo dico perché spero che sia originale. Secondo me quello che manca, ovvero io non vedo che ci sia una cultura del possesso, allora quello che manca alla base nei giovani e nelle persone anche meno giovani è la stima per se stessi e la stima per il partner, voglio dire, che secondo me è il principio fondamentale su cui si deve basare un rapporto tra due persone. Cioè l'altro ti deve meritare, tu devi meritare l'altro. E questa cosa, secondo me, questa mancanza di stima è perché non c'è la mancanza di stima in se stessi. Prendiamo i giovani. Io quando ero giovane, se facevo la via in impennata con il ciao, se facevo quello che conoscevo tutto della musica alternativa, o se facevo quello che conosceva Heidegger, nell'ambito della mia compagnia ero un fenomeno, facevo il figo.
Adesso i giovani hanno dei riferimenti, dei modelli con cui devono competere, che sono su YouTube, di quello che fa il salto triplo mortale carpiato, di quello che mangia 100 hamburger. Cioè, voglio dire, è molto più difficile per loro, perché ovviamente hanno una maturità, di cervello che è relativamente limitata come ce l'avevamo tutti noi adolescenti. E quindi, secondo me, è fondamentale invece far capire che le persone, ai giovani, devono iniziare a stimare, apprezzare se stessi per stimare gli altri, per rispettarli. Io vedo questo. Vi ringrazio. Grazie a te, Laura. Ma a parte il fatto che noi abbiamo parlato di cultura del possesso, che invece c'è il problema, ma anche di rispetto dell'altro, stima, rispetto è la stessa cosa. Ma un po' sono d'accordo, poi però purtroppo non è che i femminicidi li fanno solo i giovani, quindi se fosse questo il problema non avremo invece il fatto che purtroppo nel 90% dei casi i femminicidi, noi abbiamo parlato di 2 femminicidi da parte di 2 ragazzi, ma 99 su 100 in Italia i femminicidi sono di uomini maturi nei confronti di donne mature, quindi c'è un problema di concetto del possesso della donna, che anzi viene probabilmente da culture che sono ancora un po' legate a concetti retrogradi della figura femminile, poi indubbiamente che vanno ancora più in crisi nel mondo giovanile, e secondo me non tanto perché i giovani vedono dei modelli raggiungibili, ma perché i giovani maschi vedono che queste donne hanno raggiunto dei traguardi pazzeschi e loro hanno perso la superiorità e quindi vanno in crisi. Per cui quello che dico sempre è educare non solo a non possedere, anche e non solo al rispetto della donna, ma anche al rispetto dell'uomo nelle sue fragilità. Cioè, non è che perché adesso giustamente le donne sono in grado di fare tutto quello che facevano gli uomini mentre prima non gli era consentito, gli uomini devono continuare a portare avanti questa croce che sono loro che devono mantenere sempre tutto e tutti, che sono loro che devono pagare tutto, che sono loro no. Loro sono anche liberati da questa condizione che però non ti dà più la superiorità, ma non ti dà neanche più tutti quei doveri che non sono più così. Per cui un uomo si può rilassare, può decidere che farà il lavoro che gli piace, non deve necessariamente avere il macchinone per avere una fidanzata, che se piange è una cosa normale, che se ha le sue sensibilità va benissimo, che magari qualche volta quando si va a cena si paga pure alla romana, poi magari qualcuno continuerà a non volerlo fare, benissimo, però non c'è scritto da nessuna parte, sai, quando si dice gli stereotipi, no? Bisogna battere lo stereotipo femminile, ma anche quello maschile. Cioè è anche giusto che l'uomo possa avere la sua identità senza dover sempre per forza avere un ruolo predefinito dalla società per lui, no? Quindi la donna che deve crescere sperando di trovare un buon marito, no, la donna adesso deve crescere sperando di trovare la sua identità e la sua carriera, però allo stesso tempo l'uomo uguale, deve crescere cercando la sua identità e la sua carriera, non necessariamente di sbattersi da mattina a sera per mantenere da solo una famiglia, no, perché ci sarà collaborazione tra i due. Quindi io più che, e sono d'accordo sulla stima, che per noi la chiamiamo rispetto ma è la stessa cosa, io credo che la vera battaglia culturale sia più sulla lotta allo stereotipo e naturalmente al rispetto. Laura, seconda e ultima telefonata che siamo in chiusura. Pronto, chi è là? Sì, pronto, buongiorno, sono Marco. Ciao Marco. Ciao, Marco. Buongiorno. Va da sé che sono assolutamente d'accordo con quello che avete detto e per il modo in cui l'avete detto. Vi ringrazio per la sensibilità nell'affrontare certi temi. Io vorrei dire solo questa cosa, però certi discorsi rischiano di naufragare purtroppo quando ci si rende conto che i giovani, come io mi sono reso conto con mio nipote, fanno uso di app incredibili sui loro telefonini. Si parla di minori che per esempio scrollano delle app. Io ci sono rimasto proprio l'altro giorno, ho detto ma qui non è una questione ma né di famiglia e né di scuola, perché le famiglie e le scuole cercano di fare quello che possono. Bisognerebbe limitare di più alcuni strumenti che sono a disposizione, specialmente oggi come oggi, di chi è minorenne. Io ho visto un'app, guardate, che è allucinante. Scrolli praticamente le varie stanze dove ci sono questi minori che fanno quello che vogliono, molto spesso hanno anche comportamenti stupidi e si offendono tutto il tempo. È una cosa allucinante e
ci sono delle persone che studiano delle app che diventano le vere piazze in cui questi ragazzi e queste ragazze si incontrano e in cui c'è una barbarie e una sopraffazione, per cui vedi che le persone che stanno all'interno di queste app e che consumano rapporti in senso edonistico o comunque narcisistico non sono capaci di fare altro se non di sopraffarsi l'un l'altro. Io sono rimasto veramente sconvolto. Dopodiché io mi chiedo, quando questi ragazzi fanno uso di queste app, di questi pseudo strumenti di comunicazione, ma che non servono per comunicare, ma solo per prevaricare, anche solo per 1 o 2 anni, ma che cultura volete che abbiano? Io non faccio il nome di quell'app perché sarebbe fare... Come? Sottoscrivo, sono d'accordo, è il mio incubo di madre questo. È il mio incubo di madre, sono totalmente d'accordo. Ecco, e quindi io dico, cioè, ma le famiglie oggi come oggi hanno comunque strumenti abbastanza limitati, perché sull'educazione non puoi più fare certe cose, non puoi più importi perché sennò rischi che arrivi, non so, c'è il carabiniere piuttosto che il poliziotto, perché anche un ceffone, voglio dire, sano, cioè io sono cresciuto con dei sani ceffoni quando facevo delle marachelle, ma comunque mi sono serviti anche per pormi, diciamo così, dei paletti, e uno di questi paletti è per esempio il rispetto di sé e dell'altro. Ma io qui vedo che c'è un narcisismo molto spesso e quindi una mancanza di spirito critico verso se stessi, in cui tutto diventa lecito, non hai più limiti, va bene, e le famiglie molto spesso vengono sopraffatte da tutto questo. Quindi io credo che l'ottima parlamentare della Lega potrebbe, grazie alla sua grande sensibilità, forse approcciarsi anche a questo tipo di materia e magari, non so se sia possibile, dubito, perché purtroppo non è possibile fare più nulla, ma voglio dire, limitare l'accesso a queste app e soprattutto limitare il consumo all'interno del nostro territorio nazionale di questi strumenti pseudo-divulgativi, per me sarebbe fondamentale. Grazie. Laura, 30 secondi perché il tempo è scaduto, prego. Questo è un dibattito annoso, come sai, siamo riusciti a fare dei limiti nella rete parlando di difesa dei minori, poi naturalmente diventa complicato perché lì c'è sempre il tema libertà d'espressione rispetto a ordine pubblico, valori, ma poi soprattutto c'è una transnazionalità, perché purtroppo spesso questi strumenti non sono nazionali, quindi non è che tu puoi vietare sul tuo territorio nazionale una cosa che c'è globalmente su una rete, però io sono molto d'accordo con te sul fatto che certe cose andrebbero segnalate anche alle famiglie, quindi probabilmente si potrebbe pensare anche a delle campagne di sensibilizzazione, perché poi per me non è mai tanto il divieto quanto la sensibilizzazione. Detto questo, io sono d'accordo con te, non volevo gettare la croce su tutte le famiglie, però ecco, se una madre dovesse venire verificato che invece di portare suo figlio denunciato ai carabinieri perché appena ammazzato una ragazza lo porta a nascondersi in un B&B, capisci che qua non è un problema di app, e qua c'è anche un problema di famiglie. Poi ripeto, sono cose da verificare, però ecco, c'è un problema anche, diciamo, su alcune famiglie. Io quello che posso dirti è che questo è il mio incubo come madre, quello della rete, e leggevo l'altro giorno che non abbiamo ancora visto niente, perché ho letto un'indagine fatta negli Stati Uniti, per cui 4, per adesso non mi ricordo bene le percentuali, non voglio spararla, ma mi sembra fossero, non so, forse il 4%, non lo so, comunque a me sembrava un numero comunque alto, di americani sarebbe disponibile già da oggi ad avere relazioni di natura sessuale con dei robot. Cioè, tu capisci che qua siamo oltre il concetto del possesso, cioè qua siamo a dire, sai che c'è, che visto che mi costa troppa fatica corteggiare una persona, rispettarla, comprenderne le emozioni, le sensibilità, facciamo che mi faccia una storia di sesso con un robot, che così lo possiedo e finisce lì. Non so se ci rendiamo conto. Cioè, non vorrei che noi stessimo ancora a parlare di cose gravissime, però senza a che punto si arriverà di gravità. Sì, ma poi si può essere così sfigati
da utilizzare un apparecchio con sofisticati processori di calcolo e così via. Per che cosa? Per quello che dicevano certuni nei miei 15 anni, e vabbè, male che vada, facciamo un buco al muro. È la stessa cosa. Mamma mia, ecco, hai reso bene l'idea. In modo Mi scuso, ma più sfigato di questo non c'è nessuno. Lo so, però se c'è qualcuno nel mercato che sta studiando questa cosa, che purtroppo dove c'è offerta c'è domanda. E questa sì, è è la mia pieno di sfigati. Sì, che poi magari c'è anche qualche femmina, io non lo so questo, adesso non è che vogliamo sempre fare maschi contro femmine a chi alla gara, a chi diciamo più sfigato. Però, per carità, guarda. Però c'è un problema, no? Perché che cosa ti può portare a una cosa del genere? Il fatto di non voler fare la fatica di accettare un altro essere umano e di rispettare un altro essere umano, ma di sfogare il tuo istinto sessuale banalmente con una cosa e quindi sostituire una cosa a una persona. Quindi vuol dire che tu già un po' interpretavi i rapporti umani come mercificati, perché se no non viene in mente a nessuno. Quindi a me più che la parola sfigato mi viene la parola di persone che immaginano il partner come un oggetto. Perché se tu sei disposto a sostituire il partner con un robot è perché tu pensi che il partner sia un oggetto banalmente. Esattamente, incapaci di incontrare. Va bene, noi chiudiamo qui, Laura, grazie e ci ritroviamo lunedì prossimo allora. Telefonato. Grazie davvero Antonino. Grazie a te, ci salutiamo con Lucio Battisti, quest'inferno rosa del 1973, a più tardi con Zoom. Grazie.